Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo nell'ambito del bando Sportivamente Più. Ciao a tutti, bentrovati con questa nuova puntata di Parliamo di CIP, Comitato Italiano Paralimpico Veneto. Con me il mio amico, il presidente Ruggero Vinnai. Ruggero, ciao, come stai? Carissimo, molto bene. Anche oggi allora faremo conoscenza di una disciplina importante, che è il tiro a segno. Disciplina olimpica, chiaramente, Paralimpica. Fantastico. Paralimpica. Abbiamo due personaggi, due atleti ma anche due tecnici, perché ultimamente hanno fatto anche il brevetto di tecnico e quindi siamo davvero ben rappresentati. Sono due che sparano, giusto? Certamente. E racconteranno un po' tutti i segreti, tutte le possibilità per fare questa meravigliosa disciplina. Il tiro a segno. Tiro a segno. Perfetto, saranno con noi Marco Pusinic e Antonio Fantin, che ci racconteranno in cosa consiste il tiro a segno per i ragazzi e le ragazze con disabilità, e quindi per arrivare addirittura, perché no, alle Paralimpiadi che ci sono appena state. Abbiamo visto i successi, ma loro ci racconteranno la loro esperienza. A tra pochissimo. Lo sport è per tutti. Per coloro che hanno passione e determinazione a superare le sfide della vita. Il Comitato Paralimpico Veneto, tramite le società, è impegnato a sostenere le persone con disabilità attraverso lo sport. I nostri atleti praticano diverse discipline, partecipano a competizioni nazionali, internazionali e alle Paralimpiadi. Il CIP Veneto auspica che sempre più persone disabili si avvicinino allo sport, scoprendo la voglia di competere e divertirsi. Ti aspettiamo, contattaci. Rieccoci tornati in studio. Oggi parliamo, come abbiamo detto, di uno sport un po' particolare, uno sport secondo me fantastico. Parliamo di tiro a segno. Che cos'è il tiro a segno? Andiamolo a scoprire con i nostri due atleti. Abbiamo qui con me Antonio Fantin, benvenuto Antonio, e Marco Pusinic. Ciao Marco. Buongiorno. Allora, parliamo di tiro a segno, parliamo di CIP, parliamo di questo sport che intanto mi raccontavate ha anche dei momenti un po' di difficoltà, perché qualche volta vedono il tiro a segno troppo forse collegato con le armi, invece non ha niente a che vedere, è uno sport ragazzi, tra l'altro spesso si spara con l'aria compressa, certo. Giusto? Quindi Antonio, raccontaci un attimo cosa fa il CIP per questo sport, in cosa consiste questo sport? Allora, il CIP naturalmente come in tutte le altre discipline cerca di incentivare, di dare la possibilità a chi volesse misurarsi con una disciplina, nello specifico il tiro a segno, di mettere a disposizione personale e strutture, indirizzi naturalmente, indirizzarle verso delle strutture. Anche perché, non è stato detto, lo sport del tiro a segno è uno sport che può essere praticato dal giovane ma è longevo, può essere praticato fino ai non e diversamente giovani, diciamo. Ok. Ma in sostanza in cosa consiste? Quando uno parla da casa, non tutti hanno pratica di cosa è il tiro a segno. Stiamo vedendo delle immagini che già ci danno un'idea. Abbiamo appena visto, sono appena finiti i Giochi Paralimpici, quindi sì, chi li ha seguiti ha visto il tiro a segno, ma se dovessimo raccontarlo, intanto quali sono le discipline del tiro a segno? Le discipline sono due, carabina e pistola. Ci sono varie... ad aria compressa. Ad aria compressa e anche a fuoco. Il fuoco viene considerato sparare con dei proiettili veri, però è un calibro, il più piccolo calibro che c'è è un calibro 22. Mentre l'aria compressa può essere fatta e viene fatta in indoor, cioè in ambienti chiusi, mentre per il fuoco ha bisogno di strutture all'aperto. Sono categoria 25 metri e categoria 50 metri con la carabina.
e anche con la pistola, mentre in aria compressa sono i 10 metri. Il tiro a segno implica l'uso di un attrezzo sportivo che viene chiamato arma. È un'arma, però per noi è un attrezzo sportivo alla stessa stregua del giavellotto, che potrebbe essere lancia, tiro con l'arco e quant'altro, per cui è sempre un attrezzo sportivo. Ecco, quindi facciamo un invito anche alle famiglie che ci guardano. Non demonizziamo il tiro a segno solo perché utilizza la carabina e la pistola. È uno sport, signori, è uno sport, ragazzi, che potreste partecipare e andare a fare questo tipo di attività. Quindi non è che si va a fare i militari, non si va in guerra, ma ci si diverte. Anzi, si ha un'esperienza positiva anche dal punto di vista sociale, no? Mi raccontavi. Certo, perché intanto è uno sport di riflessione. Tu non puoi dare la colpa ad altri di quello che non riesci a fare. Quindi anche introspettivo, molto devi conoscere te stesso. Molto introspettivo, di meditazione, di concentrazione, e poi ancora per riallacciare il discorso della sicurezza e sfatare quei brutti pensieri che magari qualche genitore o l'opinione pubblica può avere, diciamo che le persone che approcciano a questo sport sono seguite da persone competenti, istruttori che sanno e indicano l'applicazione delle regole più severe nella sicurezza. In sicurezza. In sicurezza. Allora parliamo con l'allenatore. Qua abbiamo l'allenatore UITS. Marco, intanto raccontaci un attimo di te, i tuoi successi, sei un atleta, hai vinto tante cose, raccontaci come hai cominciato, cosa hai fatto, come va? Beh, io ho cominciato vedendo nel 2008, quando stavo guardando appunto le Paralimpiadi, e ho visto che la gente quando vinceva una medaglia si divertiva, era felice. Ho detto quasi quasi ci provo anch'io, insomma. E allora mi sono informato un attimo tramite le società e tutto quanto per vedere di fare anch'io il tiro a segno, perché il tiro a segno mi piaceva e tutto quanto. E da lì è iniziata la mia carriera, ho fatto mondiali, ho fatto europei, ho partecipato anche alle Paralimpiadi di Londra, mi sono posizionato 10° alle specialità 50 metri. Come sulle immagini mi sono preso la soddisfazione di vincere l'oro in Thailandia, che quella è stata una delle cose più belle, perché ho sentito l'inno dedicato a me, ed è una cosa che me la ricorderò che ti emoziona. Sì, ho fatto la lacrimuccia, vabbè, ma ci sta, caspita. È bellissimo proprio quando sei in Thailandia, dalla parte opposta del mondo. Diciamo che questo sport, per ricollegarmi, volevo solo aggiungere una cosa: la pericolosità delle armi non è l'arma che uccide, ma è chi la punta. Perché io uso l'arma per divertirmi, cioè non la punto contro le persone, tutto quanto, cioè è sempre la testa della persona, come usa l'attrezzo sportivo, perché anche lui ha fatto il giavellotto. È ovvio che se il giavellotto lo lancio contro una persona gli faccio male, sta sempre nella testa. Noi abbiamo dei tecnici, primo io, che la prima cosa che insegniamo alle persone quando entrano in un poligono è la sicurezza. Perché comunque è uno sport e tutto quanto, però ci deve essere la sicurezza come su ogni sport, perché un'arma la prendi in mano e ci cominci a giocare, è normale che puoi fare male a qualcuno, però noi cerchiamo di puntare proprio sulla sicurezza. Quindi c'è una consapevolezza dello strumento, quindi state tranquille mamme, non ci si fa male. Anzi, è più facile che vostro figlio si faccia male andando a calcio. Bravissimo, ecco. Bravissimo, bravissimo. È più facile che si faccia male giocando a calcio, perché lì... Poi, discorso delle armi, allora dobbiamo demonizzare, viste i fatti di cronaca, i martelli, i picconi e quant'altro, voglio dire, esatto. La cronaca è piena di questi fiori. Qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto, qualsiasi cosa usato nella maniera sbagliata diventa un'arma. Quindi sto pensando anche ai ragazzi e ragazze che sono a casa, che magari fanno un po' fatica, lo sappiamo, soprattutto se è un ragazzo o una ragazza che ha una disabilità, dire adesso mi butto, non mi butto, che sport faccio? Chiamate il CIP, esatto. Perché anche nella disciplina del tiro a segno
anzi forse più di altre, può avere veramente una riscoperta di se stesso, perché come dicevamo è molto introspettivo, quindi devi conoscere te stesso, devi coesistere con te stesso, giusto? Io dico sempre che insegna ha un grande insegnamento, la modestia verso se stesso, cioè io devo essere modesto perché devo capire che quello che sto facendo, l'errore, la vittoria, eccetera, bene, ok, coadiuvato dagli insegnamenti, dalle istruzioni dei tecnici, eccetera, però sono io che mi metto in gioco direttamente, Certo. non ho alibi da aggrapparmi. E i successi poi sono altrettanto tuoi. Certamente, e poi per il discorso di accessibilità allo sport, il tiro a segno paralimpico dà la possibilità a molti, come diciamo, disabilità di poter partecipare, perché a seconda della disabilità e della classificazione che ogni atleta avrà, si può adattare con strumenti, con attrezzature, eccetera, perciò anche nelle forme più gravi può accedere a fare tiro a segno. Quindi una disciplina veramente si può dire aperta a tantissimi, aperta quasi a tutti, e quindi l'invito è veramente di contattare il CIP. E io invito anche ai genitori, perché è stato visto che il tiro a segno, come ha detto lui, che sono io sulla linea di tiro è il bersaglio, per cui abbiamo notato che sui giovani si calmano, non sono più aggressivi, non sono più scattanti, non litigano più, sono più tranquilli, perché comunque il tiro a segno aiuta a restare calmi, a trovare una concentrazione tra te e te, in maniera che appunto ci fa capire che il nervosismo non serve a nulla. Bene. Per cui un obiettivo per il futuro, direi. Abbiamo appena visto, ci sono stati ben 6 atleti paralimpici appena finiti i giochi, no? E quindi li abbiamo visti. Ai prossimi dobbiamo mandarne di più. Quindi un appello ai ragazzi che sono a casa, alle ragazze che sono a casa: iscrivetevi, chiamate il CIP. Il tiro a segno è uno sport bellissimo, è uno sport che vi farà conoscere meglio voi stessi, vi darà anche una sensazione veramente direi quasi di pace interiore. Io ho praticato per anni l'apnea agonistica, anche l'apnea sei tu con te stesso, ok? Ogni metro in più che riesci a fare sono gocce di sangue, come diceva il mio allenatore, perché veramente è sofferenza. La stessa cosa direi che è il tiro a segno, perché sei tu, devi concentrarti, devi rilassarti, devi svuotare la mente, quindi sono tutte quelle attività che servono poi a star meglio. Quindi invitiamo i ragazzi a contattare il CIP e a praticare questo sport. Io ringrazio Antonio, ringrazio Marco, grazie di essere stati con noi e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo nell'ambito del bando Sportivamente Più.